Dunque, vorrei ricordarvi che giovedì, venerdì e sabato sera, sempre alle 20:30, i finalisti, 2 alla volta, si cimenteranno accompagnati dall'Orchestra Sinfonica Paolo Constantinescu, diretta dal maestro Ovidio Valano, con l'esecuzione di un concerto dell'Ottocento e di un tempo di un concerto moderno, o viceversa. Ricordo che questa sera si concluderanno le votazioni per il premio del pubblico, offerto dai professori Buccio e Federico Marques. Al termine vi pregherei di inserire la scheda con la preferenza nell'apposito raccoglitore. Il premio Rodolfo Lippitzer si concluderà domenica con la cerimonia delle premiazioni ed il concerto dei laureati, rispettivamente alle ore 20 e alle ore 21, come ogni anno. Sarà una vera festa della musica che tutto il pubblico segue con viva partecipazione. Dandovi appuntamento giovedì sera per la prima prova delle finali con l'Orchestra Sinfonica, vi ringrazio per la cortese attenzione e chiamo la terza e ultima concorrente della serata, Louise Chisson, 24 anni, francese. Eseguirà nell'ordine Paganini Capriccio numero 24 dall'opera numero 1, Baggiani Sfere alterne per violino e pianoforte, Beethoven Sonata in do minore opera 30 numero 2, Szymanowski Notturno in tarantella opera 28. Al pianoforte Tamara Achpan.
Thank you.